Presidente, la Regione Friuli Venezia Giulia è all'avanguardia sulla digitalizzazione non soltanto per le imprese, anche per il cittadino, un impegno che la Regione si era presa di portare appunto la nostra istituzione all'avanguardia nel settore del digitale. Sì, sicuramente era un impegno che ci siamo presi all'inizio del mandato. Oggi abbiamo fatto il punto in questa conferenza stampa, siamo passati da una realizzazione pari al 35% del progetto Hermes oggi fino al 90% e siamo particolarmente contenti e soddisfatti perché è stata molto efficace la collaborazione con Insiel. Questo ci ha permesso addirittura di passare da 15 punti wifi a 397 già attivi, quindi vuol dire che abbiamo corso, abbiamo fatto bene perché sappiamo quanto sia un servizio fondamentale per i cittadini e per le imprese. Naturalmente ci troviamo ad avere la rete pubblica più grande dal punto di vista ovviamente in proporzione al numero degli abitanti di tutte le altre regioni italiane e adesso dobbiamo creare le condizioni per raggiungere ogni singolo cittadino e lo facciamo con una collaborazione con gli operatori delle telecomunicazioni che devo dire sta dando già i primi risultati anche in aree che per certi versi non sono particolarmente appetibili. Devo dire che siamo molto soddisfatti rispetto a questa grande opera pubblica della Regione che consiste nella posa concreta della fibra ottica. Arriveremo a fine anno con più del 90% della posa della fibra e a parte 16 comuni collegheremo tutti i comuni della Regione alla banda larga, quindi un grande successo dovuto ad un impegno costante sia della Insiel che ha lavorato fianco a fianco con la direzione infrastrutture e dunque un grande cantiere regionale che sta andando in porto. Attraverso dei disciplinari abbiamo concesso l'uso di questa banda larga che è di proprietà della Regione agli operatori per arrivare dalla cabina telefonica alla casa del cittadino, quindi in 17 comuni entro l'anno questi operatori del primo lotto garantiranno l'accesso alla banda larga dei cittadini appunto che sono situati in questi 17 comuni. Nei prossimi giorni e domani avremo un incontro con tutti gli operatori, partirà un altro lotto per 30 comuni proprio con le stesse modalità perché la banda larga sia sempre più una cosa a portata dei nostri cittadini. Entro il primo semestre del 2016 tutti i municipi saranno raggiunti e tutte le strutture pubbliche saranno raggiunte. I cittadini attraverso questo doppio passaggio di conclusione dei cantieri, passaggio del bene al patrimonio regionale e messa a gara per gli operatori entro il primo semestre 2017. Io credo che sia stata una grande idea lungimirante per i tempi in cui è nata ed è stata supportata anche da stanziamenti importanti pubblici ed oggi ci permette davvero di mettere a disposizione dei nostri cittadini e delle nostre aziende le nuove autostrade per la connettività dei dati che come l'autostrada servono sia per i cittadini che per le imprese.